Buonasera e ben ritrovati con l'informazione flash di News Sicilia. I principali titoli del pomeriggio. Un'altra aggressione si è verificata al Policlinico di Palermo. Durante le scorse ore un paziente ubriaco ha minacciato gli operatori del pronto soccorso e danneggiato una barella. È stata ritrovata Melissa Fuselli, la ragazza scomparsa da Mascali in provincia di Catania. La 17enne è stata ritrovata e soccorsa alla polizia dopo l'appello lanciato dal padre in diretta a Chi l'ha visto. All'Evanzo, la più piccola delle isole Egadi, si stanno verificando proteste e polemiche per la costruzione di una grande piattaforma sugli scogli di fronte al porto. Gli abitanti definiscono uno scempio ambientale. Il candidato a sindaco di Cireale in provincia di Catania, Roberto Barbagallo, ha ricevuto un avviso di garanzia per una vicenda legata alla realizzazione di alcuni campi da padel, a renderlo noto lui stesso sulla sua pagina Facebook. E chiudiamo con il meteo. Dopo la tregua di quest'oggi, da domani torna il maltempo in Sicilia, piogge e cieli coperti per l'intera giornata su tutto il territorio regionale. Tutti i dettagli su queste notizie li trovate sul nostro sito www.newsicilia.it. Grazie per averci seguito e arrivederci.